A Chirignago, centro di terraferma del comune di Venezia, tra la chiesa ed il municipio si apre un lungo rettilineo denominato ora Via Risorgimento, ma più noto in precedenza come Stradone del Generale. Era stato così chiamato perché portava ad una villa del XVIII secolo, divenuta dimora di un generale dell'impero austro-ungarico, il conte Samuele III Giulai. Dopo il 1866, la villa fu acquistata da Vittorio Friedenberg, di famiglia ebraica, originario dell'Ungheria transilvanica. Il commendatore Vittorio Friedenberg fu uno dei più importanti commercianti internazionali di cereali dell'epoca. Fu sindaco di Chirignago dal 1902 al 1907 e dal 1914 al 1920. La costruzione fu denominata Villa Emma dal nome della signora Emma Ravà, moglie del commendatore. La villa è affiancata da una grande barchessa che giunge a lambire la strada, via Asseggiano, e da un grande parco, ora molto degradato, ma un tempo ricco di essenze di pregio, con un allestimento romantico. Sentieri con reperti romani, fontane, grandi vasi di fiori, grotta, tempietto, laghetto e collinetta con sovrastante torre. Con le leggi razziali, nel 1939, la villa fu requisita dallo Stato e durante la Seconda Guerra Mondiale, a partire dal 1943, vi furono ospitate le famiglie di sfollati rimasti senza casa con i bombardamenti. Dopo l'8 settembre 1943, quando arrivarono gli occupanti nazisti, in una parte della struttura venivano anche raccolti gli ebrei rastrellati, in attesa di destinarli ai campi di sterminio. Molti di loro, prima di essere portati via, scrissero i loro nomi sui muri dello stanzone dove erano rinchiusi, a ricordo del loro probabile ultimo passaggio. Con decreto del 1995, da parte del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, la villa è stata dichiarata di interesse storico-artistico, ma come si può notare, attualmente è in una fase di grande abbandono e disfacimento. Samuel Giulai. Il conte Samuel III Bela Crescentius Giulai von Maros Mehmet und Nadaska, di nobile famiglia ungherese, nacque nel 1803 e intraprese la carriera militare come altri importanti personaggi del suo casato. Dislocato nel Regno Lombardo-Veneto, fu comandante della strategica piazzaforte austriaca di Verona. Posto in quiescenza nel 1853, divenne marito in seconde nozze di Maria Elisabetta Cecchetti, vedova Javarzi, 1834-1889, e acquistò la villa di Chirignago. Dopo il 1866, però, il Veneto entrò a far parte del Regno d'Italia. Il generale vendette la casa e si trasferì a Gorizia, dove la rimase fino al 1883. Morì a Vienna nel 1886.